Ripartiamo dalla voce, il podcast della Federazione Italiana Teatro Amatori. La magia delle voci. La Pina. La Pina veniva avanti con fatica, trascinando un carrello per la spesa, pesante all'apparenza, ma in realtà pressoché vuoto. Le gambe gonfie da malata di cuore e i piedi riserrati nelle scarpe basse. Il vestito da passeggio tagliato e cucito con la sua maestria di sarta delle signore. La testa bassa, non per vergogna, ma per necessità. La necessità di vagliare le asperità del terreno. Tutti i giorni vedevo la Pina, sempre lo stesso passo, lo stesso carrello, la testa bassa. Ma i vestiti no, i vestiti mostravano un guardaroba di ottima fattura. Percorreva il tragitto da casa alla piazza, con ritmo sempre uguale, forse con lo stesso numero di passi, con lo stesso numero di passi e di fermate. Sì, il suo cuore bizzarro richiedeva soste per riprendere a fare il suo dovere. 3 soste, il muretto dei giardini pubblici, quello del fossato attorno al castello e la panchina della stazione, andata e ritorno. La gente si fermava a fare 2 chiacchiere con lei, ma anche sola durante la sosta aveva uno sguardo sereno, beato, perso all'orizzonte. Chissà che pensava la Pina con i suoi quasi 93 anni. Forse raccoglieva solo le forze per arrivare sino alla prossima fermata. Ma i suoi occhi chiari, pieni di luce, così remoti e sognanti, facevano pensare ad altro. Un giorno mi sono avvicinata da dietro e con il mio saluto l'ho colta di sorpresa. «Salve Pina, un soldino per i suoi pensieri». «I miei pensieri?» «I miei sogni, vorrai dire». «I suoi sogni?» Già, queste soste che il mio cuore esige nutrono i miei sogni. Di notte il sonno mi è nemico. Nel buio vedo solo ombre minacciose, un futuro piccolo piccolo e molto, molto incerto. Se non dormi, i sogni ti sono preclusi. Perciò sogno di giorno, con il sole che mi accarezza le rughe e con il fardello degli anni che per pochi minuti mi scivola dalle spalle.